40 comuni dell'Emilia-Romagna in ginocchio a coprirli la distesa di acqua, melma, un evento epocale, l'alluvione che ha colpito una porzione vastissima di territorio, che fa i conti con un bilancio drammatico tra vittime e migliaia di evacuati. È qui che le squadre alpine della Protezione Civile da Vicenza, Valdagno, Verona saranno impiegate. A loro spetterà il compito di rimuovere il fango e i detriti. Mi hanno detto che c'è tanto da spagliare, quindi ecco, questo penso che sia il nostro compito più o meno. Andiamo giù, imprevisto, però ci sarà molto lavoro da fare, sarà molta gente da aiutare, da portare, da dare conforto. C'è chi tra loro è appena tornato da Imola, impegnato nella prima tranche dei soccorsi. Abbiamo trovato un disastro, adesso non sappiamo cosa troviamo perché la situazione è più critica di Imola. Qui siamo ai magazzini della colonna mobile nazionale ANA Protezione Civile di Campiglia dei Berici, in cui dalla sala operativa vengono coordinati i mezzi di soccorso da inviare, si gestisce il reperimento dei volontari. Destinazione Forlì, dove da ieri sono già sul posto in 25. Oggi dal magazzino della colonna mobile nazionale partiranno appunto una quarantina di volontari con mezzi d'opera, quindi scenderemo con Bobcat e con escavatori, perché il tipo di intervento che ci è stato affidato a Forlì richiede la rimozione appunto di detriti, e quindi queste sono le attrezzature che da oggi andremo a portare appunto sul posto. Siamo stati destinati appunto a una centrale elettrica a Forlì per poter poi far sì che venga ripristinata. Porteranno le macchine in movimento terra, bobcat, escavatori e poi sarà la volta delle pompe per lo svuotamento dell'acqua dai locali, mentre in Emilia resta l'allerta rossa per le piene dei fiumi e le frane. Successivamente a questo cominceremo a far affluire delle motopompe, da motopompe medie, per appunto poi cominciare a rimuovere anche, cioè a far rimuovere l'acqua, e poi pian pianino cominceremo probabilmente con motopompe più piccole e in caso poi sia necessario anche con dei moduli per fare la pulizia sia di strade che di edifici.